fa il giro, scende giù e ogni spodella porta su un pugno di grano turco. Ce n'è una vicino all'altra, la versa di qui e va nella tramoggia. Dalla tramoggia con questo regolatore scende in mezzo alla pietra superiore nel foro. Qui il foro non potevo farlo, il grano entra fra le due pietre e girando il grano macinato si sposta verso l'esterno per forza centrifuga, si chiama. Che cos'è? Voi avete presente le giostre con le catene, i seggiolini? Sì. Quando la giostra è ferma le catene sono verticali. Appena parte i seggiolini si allontanano, più aumenta la velocità più si allontana, quella è la forza centrifuga. E qui avviene lo stesso, che il grano si sposta verso l'esterno, è contenuto dal carter, si chiama questo qui, ed esce da un'apertura. Qui c'è un setaccio alternativo, che adesso il setaccio manca. Questo qui lavora in questo senso e separa la farina che entra in questo sacco dalla crusca che entra in un altro sacco qui. Questo qui è un sistema di macina che risale a parecchi secoli fa. Nel 1930 qui c'erano tre gruppi di mole a pietra in questo mulino, io non l'ho visto perché me l'ha raccontato mio padre, e ogni gruppo era alimentato da una ruota a pale all'esterno, c'erano le cascatelle. Quindi era molto grande con 3 ruote, sapete, adesso ne abbiamo bisogno. Adesso ce n'è una sola, c'erano 3 ruote, ognuna faceva girare indipendentemente dalle altre, faceva girare la mole. Nel 1930 2 ruote sono state sostituite con i mulini a cilindri, questo e questo. Mentre, però c'è da precisare una cosa, mentre questa poteva macinare grano turco, grano, orzo, castagne, anche le castagne venivano macinate per dare la farina ai maiali, veniva separata la farina delle castagne dalla buccia, le carube per i cavalli venivano macinate. Invece il mulino, quello là, è solo per grano turco per produrre farina da polenta. Andiamo un attimo là a vedere. Avete presente la macchinetta per fare la pasta in casa della nonna, della mamma? La macchinetta che fa la pasta. Avete presente la macchina della pasta? In casa, che ha quei 2 rullini. Quella non la papera. Il principio di funzionamento è sempre quello. Qui ci sono 2 coppie di rulli, sono più grandi, di rulli che girano in senso inverso e in mezzo entrano i grani e vengono macinati, vengono schiacciati e vengono rotti. Il grano scende rotto, scende in questo setaccio alternativo che si muove sempre così. I setacci sono lunghi 2,5 metri fino in fondo, qui adesso mancano, che separano la farina che va in questo sacco dalla crusca oppure dal grano che è ancora grosso, che deve essere di nuovo macinato. Risale da questo elevatore, come abbiamo detto prima, a palette, la raccoglie, la porta di sopra e la fa entrare di nuovo nei cilindri. Come oggi che noi raccoglievamo dei dischi, vi ricordate? Raccoglievamo e li mettevamo dentro per farla. Il ciclo continua finché rimane solo farina da una parte e crusca dall'altra e si raccoglie qui sopra. La crusca. Da questa parte abbiamo un mulino per la farina 00. Quella che serve per fare il... Ma dimenticavo una cosa, ragazzi, Non scusate. è stato vicino, perché sennò ne... Allora, i cilindri vengono
fatti girare tramite queste ruote, si chiamano pulegge. Ce n'è una sotto in corrispondenza e girano tramite delle cinghie di cuoio che fanno girare i cilindri. Al posto dell'acqua. Ecco, questo volevo dire. Dall'altra parte Se voi li mettete così, va bene. c'è la fila dove si mette il strumento, questo è solo per